Cosa cambia con la riforma federalista nella gestione dei rifiuti? Questa mattina ci siamo trovati qui ANCI ed enti di bacino, consiglieri regionali, per discutere due disegni di legge, uno della Giunta regionale e uno del consigliere Bond, depositati rispettivamente all'inizio di quest'anno e il 21 di maggio, che riorganizzano il sistema di gestione, trasporto, raccolta e smaltimento dei rifiuti, quindi il ciclo integrato. Come è noto, oggi il ciclo integrato è gestito secondo la legge regionale 3 del 2000 da consorzi di bacino che sono nati nel 94. La regione del Veneto è stata una delle prime in Italia a regolamentare questo sistema, e questo sistema ha permesso di raggiungere un livello di raccolta differenziata che è il più alto in Italia. Siamo oltre il 60% e nei comuni capoluoghi oltre il 50%. Ora si tratta di riorganizzare questo sistema sulla base di leggi nazionali che prevedono che entro il 31 di dicembre di quest'anno l'autorità d'ambito venga chiusa e venga riorganizzata dalla regione, e naturalmente sulla base della legge di settembre, la seconda delle grandi manovre, entro il 31 di marzo dell'anno prossimo tutte le attività di raccolta e trasporto dei rifiuti dovranno andare in gara. Quindi abbiamo una coincidenza di due elementi. Il primo elemento, la riorganizzazione delle stazioni appaltanti che devono appaltare i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti, e il secondo elemento che è la scadenza del 31 di marzo. Ci troviamo quindi nelle condizioni di riorganizzare un settore nel momento in cui bisogna fare gare d'appalto per un valore complessivo nel Veneto di oltre 400 milioni di euro, e inoltre si tratta di riorganizzare il sistema cancellando le autorità che ci sono e inventandone di nuove. Il disegno di legge della regione, della giunta regionale, prevede di trasferire in capo alle province l'organizzazione del servizio, mentre il disegno di legge Bond prevede di mantenere in capo ai comuni, quindi chi paga i servizi, il sistema di raccolta e trasporto dei rifiuti, e soprattutto i regolamenti e la definizione degli aspetti finanziari e tariffari che regolano questo tipo di servizio. È marcatamente da parte nostra, come enti di bacino, io sono stato chiamato a rappresentare un po' la posizione degli enti di bacino del Veneto, marcatamente da parte nostra è prevalente la seconda ipotesi. Noi siamo d'accordo che la giunta regionale riveda il suo progetto alla luce di ciò che è stato illustrato dal consigliere Bond e anche dal consigliere Fracasso, che fa parte della 7ª commissione, e che siano i comuni a gestire tutta la problematica della gestione integrata dei rifiuti, i comuni non da soli ma in modo associato attraverso delle convenzioni o delle aziende speciali a seconda della necessità, perché le problematiche sul territorio sono nettamente diverse. La stessa autorità per l'ambiente a Roma ha definito in 5 categorie i livelli di problematica dei comuni. I problemi di un comune rurale non sono gli stessi di quello di un comune metropolitano o di un comune, diciamo, urbano centrale. Per cui le problematiche sono diverse ed è giusto che siano i comuni, ripeto, che pagano la bolletta. Faccio solo un esempio: il comune di Padova paga una bolletta annua di 40 milioni di euro per il trasporto, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. È giusto che siano i comuni e quindi i cittadini a gestire direttamente queste problematiche in forma associata, perché così si dispone di una migliore competenza tecnica, questa stessa competenza tecnica che gli enti di bacino e i consorzi hanno composto negli ultimi 16 anni nel Veneto e hanno garantito al Veneto di raggiungere, come ho detto prima, i migliori risultati sotto il profilo della raccolta differenziata e dell'applicazione di nuove tecnologie per la raccolta dei rifiuti. Se siamo i migliori e abbiamo trovato le migliori soluzioni, è giusto proseguire e valorizzare ciò che abbiamo, più che creare delle nuove situazioni che possono portare solo disagi.